Allora, Nicolas, ho chiesto al mister se è stata la peggior partita del Conegliano nella sua gestione, ha detto sì, è vero, concordi? Sì, dai, oggi siamo stati meno lucidi, forse meno presenti sulla partita ai primi minuti. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà da subito, però forse era più demerito nostro, che eravamo un po', non dico scollegati, però non eravamo presenti come le scorse partite. Ma vi immaginavate questo tipo di partita da parte loro, queste Sì, difficoltà di sì. No, beh, abbiamo visto che comunque con tutte, anche se hanno perso, hanno rotto le scatole a tutte, hanno sempre avuto la loro identità con tutte le squadre, magari non belli da vedere, ma battaglieri fino alla fine, non hanno mai concesso più di tanto. Non so se è un campanello d'allarme, ma le tue parabole arcuate sono venute a mancare, soprattutto nelle ultime due partite. Non è sempre, se venissero sempre non giocavo in Serie D magari, non so, no, però cerco sempre di metterla meglio possibile. A volte viene bene, a volte viene male. Tanto non abbiamo preso gol, io devo pensare a difendere, poi se riesco anche a metterla tanto meglio. Si va ad Altavilla con che spirito? Ma positivo, comunque 5 partite che non perdiamo, oggi seconda partita senza prendere gol, abbiamo dato continuità, un mese e mezzo fa arrivare a oggi con 10 punti, quanti abbiamo fatti? Sì, 10 no? Forse non dico mettere la firma, però eravamo felici. Perché Conegliano incontra troppe difficoltà con le squadre che stanno dietro? Boh. Un caso? Allora, con questa gestione forse è la prima partita dove siamo noi a condurre un po' di più, dove ci aspettiamo di condurre un po' di più, però sono tutte squadre comunque preparate, tutte ci studiano, sanno come venirti a prendere, e adottano le loro tattiche. Più che oggi io mi mangio le mani per altre partite, perché oggi comunque vieni da un filotto faticoso, penultima d'andata, un po' di defezioni, più per altre, per come la vedo io, mi mangio le mani per come l'abbiamo buttate via. Oggi comunque, altre volte l'avremmo persa magari una partita come questa. Secondo me oggi siamo stati comunque in partita fino alla fine e potevamo magari all'ultimo anche portarla a casa per un'occasione un po' casuale, però siamo stati dentro la partita. È rientrato Pignat e quindi ti tocca lasciare la fascia? Sì, no, non c'è problema quello. Anche adesso che ce l'avevo io, comunque siamo due persone mature che aiutiamo il gruppo, anche i nuovi arrivati, a stare dentro il gruppo, ma anche prima che la situazione andava male cercavamo di tenere tutti dentro il gruppo, tutti uniti, tutti rimanere dalla stessa parte, quindi mi cambia avercela o meno, no, ci mancherebbe. Fisicamente Nicola state bene? Perché avevo visto un po'... No, dico la verità che quando giochiamo in casa il campo ci taglia le gambe. Non so, non è una scusa, però in casa il campo è molto, non so, ci taglia molto le gambe. Fuori abbiamo un po' più... Avevo visto un po' meno brillante. Poi comunque arriviamo da 13 partite, questa è la 13ª. Sì. Comunque stiamo tirando la carretta, si corre sempre tanto. Poi adesso... C'è un turno. Sì, mi sa, quindi sì, ci sta magari a essere un po' meno brillanti, però secondo me ci siamo, sì, poi dipende anche dalla partita, oggi era molto dispendioso, c'era molta guerra, quindi abbiamo gestito anche poco la palla, si correva molto di più rispetto ad altre volte dove siamo riusciti un po' a gestirla e a essere un po' più anche liberi di gamba, con la gamba più pulita. Cioè, finisce il girone di andata domenica prossima, ad inizio campionato avresti pensato a questo numero di punti o pensavi qualcosa di più? Vabbè, ci sono i sogni. No, beh, sogni no, però se pensiamo che siamo partiti con su 22, 20 nuovi, tutto nuovo, categoria nuova, io avevo messo un po' in preventivo le difficoltà, più o meno ci possono essere perché sì, tutti conosci mister nuovo, poi si sperava chiaramente di non mangiarci certe partite come abbiamo fatto, però comunque siamo lì, non è finito, spero di portarla a casa ancora bene domenica prossima e
E comunque il nostro percorso è questo. Vuoi o non vuoi, che abbiamo passato un periodo negativo all'inizio, poi siamo venuti fuori. Un po' tutte le squadre hanno il loro periodo. Vedessi il Calvino Ale che Sta facendo una gran rincorsa. Sta facendo una gran rincorsa. veramente un campionato Sì. veramente fatto. Secondo me è molto tutte squadre preparate bene. Che adesso l'Italese che ha gli stessi punti vostri adesso. Sì. Secondo me è un campionato molto squadre tutte forti, tutte preparate, tutte che hanno una buona fisicità e quindi te la giochi con tutte. Di fatti i risultati, a parte oggi mi sembra un Parense che ha perso 5-0, se ne vedono pochi con così grossa differenza, sono tutte combattute. Grazie.